Presidente Bolsonello, 24 maggio, Udine, ma tutto il Friuli Venezia Giulia si avvicinano e si accostano a questa data che per noi è fondamentale, per il nostro territorio, momenti anche difficili. Momenti difficili che hanno cementato anche però uno spirito di appartenenza a questa regione, a questo territorio. Assoarma ha voluto organizzare questo raduno, questa 3 giorni così importante per noi, farlo qui a significare proprio cosa ha rappresentato la terribile tragedia della Prima Guerra Mondiale in questi territori. Potevano farlo in Veneto, potevano farlo in altre parti del nord Italia, hanno voluto farlo qui in Friuli. Devo dire che l'abbiamo dal primo minuto accompagnati con grande forza, con grande anche soddisfazione, perché questi momenti sono dei momenti che riescono a tenere assieme delle comunità e poi vedere in questa terra, che è una terra di caserme, una terra che sicuramente ha rappresentato molto nel dopoguerra anche per l'economia di questa nostra comunità regionale, vedere che si è voluto qui ricordare il primo conflitto mondiale, questo ci è sembrato significativo.